allora possiamo procedere. Giorgio Mesturini viene da Casale Monferrato, non è la prima volta che viene ad Aiello e quindi ci incontriamo sempre, abbiamo fatto una bella amicizia e proseguiamo quindi questo argomento sui segreti di queste meridiane a camera oscura nelle chiese. Insomma, io ti lascerei la parola. La mia relazione si avvarrà di alcune foto, non descrivo praticamente alcune meridiane a camera oscura. Sarà una relazione molto meno dotta di quella che mi ha preceduto, perché naturalmente i becchi erano arrivabili ad ogni modo non mi addentrerei negli aspetti troppo tecnici e astronomici. Comunque ricordo che qui in destra, qui l'ho chiamata quando il sole entra in chiesa, perché sapete che le grandi meridiane a camera oscura sono generalmente fatte, a parte quella di quel castello, all'interno di chiese perché erano edifici grandi e che quindi davano la possibilità di avere una precisione molto spinta. Sapete anche, naturalmente gli addetti ai lavori lo sanno, lo dico ai curiosi non proprio dentro ai lavori, che la parola meridiana che noi utilizziamo così disinvoltamente per descrivere poi gli orologi solari, in realtà la parola meridiana deriva proprio dal meridies, cioè dall'orologio del mezzogiorno, no? Quindi sarebbe più giusto chiamare orologio solare e chiamare meridiana solo quella che è effettivamente una meridiana. Ad ogni modo nessuno verrà, giustifichiamo tutti se è entrato la parola meridiana nel lessico comune. Un tipo particolare di meridiana è, come abbiamo visto prima, è stato utilizzato come strumento astronomico. Era anche la meridiana del mezzogiorno un orologio solare per regolare gli orologi meccanici, anche se la regolazione, abbiamo visto anche prima, l'uso per la regolazione dell'orologio meccanico viene forse successivamente. Come schema l'abbiamo già incluito, immaginatevi il foro gnomonico in un edificio, solstizio estivo, il sole è alto, equinozio è la parte intermedia, solstizio invernale, il sole è più basso. Quindi su un pavimento, per esempio, qui non parliamo di ombra ma di macchia di luce, il bollo di luce sarà più vicino naturalmente al solstizio estivo e man mano si allontanerà. Dico delle banalità per dei lavori, ma ho voluto fare una cosa più divulgativa. Una piccola tabella delle meridiane che vi illustrerò, in cui non ci sono quelle di Firenze o di Santa Maria Novella, ma ce ne sono altre. Sicuramente le meridiane con l'oscuro in Italia sono più di 100, le abbiamo più o meno complete, ve ne illustro solo 4-5. Ecco, vedete qui abbiamo solo un po' per anno, lo vedete da voi, Santa Maria del Fiore che è la più vecchia e la più grande, la più alta, vedete l'altezza in metri. Sì, è andato un po' fuori 90 metri, quella del Vaticano della Torre dei Venti che vi illustrerò particolarmente, ma fatta da Danti, che è proprio quella che è servita, una di quelle che è servita proprio per la riforma del calendario. Bologna del Cassino, l'abbiamo già parlato, Santa Maria degli Angeli a Roma, molto importante, 20 metri, Milano, il Duomo di Milano, 23 metri, Napoli al Museo Nazionale,
15 metri. Comincio da Firenze, Santa Maria del Fiore, ecco, vi dicevo la più grande, abbiamo già visto alcune immagini prima. Questo è il punto in cui c'è il foro, quella specie di bronzina viene chiamata, e voi capite che essendo così alta non ha la possibilità di vedere il solstizio invernale né gli equinozi, perché andrebbe fuori il bollo di luce andrebbe fuori dalla chiesa, e ne vede solo praticamente il solstizio estivo, qualche giorno prima e qualche giorno dopo al solstizio estivo, e che era quello, come abbiamo visto, che serviva per Paolo dal Pozzo Toscanelli per i rilevamenti che a lui interessavano. Ecco, anche qui l'interno della cupola, il particolare della bronzina, qui passa il foro di luce, bronzina perché è fatta di bronzo semplicemente. Ecco qui sul pavimento vedete la linea che è in un altare laterale del Duomo. Chi andasse a Firenze fuori da quel periodo, di quei 10 giorni prima e dopo il solstizio, non la vede perché è ricoperta da una lamina di rame che è vero per proteggere. Un'altra immagine, però sottolineo che tutti gli anni si fanno intorno al solstizio estivo, si fanno delle vere e proprie dimostrazioni promosse dall'osservatorio di Firenze, dove il pubblico viene ammesso in quel momento lì, momento emozionante perché si vede proprio il passaggio del sole al mezzogiorno del solstizio. A volte la folla è fin troppo numerosa, altri particolari, adesso non mi dilungo sugli aspetti tecnici. Città del Vaticano, Torre dei Venti, la meridiana, anche questa qui di Ignazio Danti, del 1580, altezza 5 metri, è relativamente piccola, però perché la stanza era piccola. Però è interessante, questo è l'osservatorio, cosiddetta Torre dei Venti, il vecchio osservatorio vaticano, in cui il foro gnomonico coincide con la bocca di Austro, che è un vento da sud, che era raffigurato in questo affresco, della tempesta sedata del pittore fiammingo Matteo Bril, in cui proprio sulla bocca di della figura, che raffigura appunto il vento austro, c'è il foro gnomonico in cui entra il raggio di luce su una semplicissima linea nel pavimento, e qui è uno degli strumenti utilizzati proprio da Danti per arrivare insomma alla riforma del calendario. Ecco, qui è il rifacimento, là in alto vediamo il foro e insomma il punto di proiezione sulla linea del mezzogiorno. Qui sono i segni zodiacali, no? Proprio nel momento questo qui è, mi pare, Scorpione. Ecco, questo qui è un'immagine su un dipinto in cui si vede la stessa immagine praticamente che ci ha fatto vedere su quel bassorilievo, e qui viene raffigurata, vedete, la commissione dei saggi che spiega al Papa la differenza che c'era con i segni zodiacali dei giorni, dei famosi 10 giorni
di differenza, quello che insomma, ha permesso di arrivare alla riforma del Parlamento. Ecco. Qui il San Petronio abbiamo già visto, è forse una delle più conosciute, diciamo, Meridiana Cameroscuro, perché è facilmente visitabile. Questa è la sezione, questa l'abbiamo già vista, la vista in bianco. Faccio notare proprio che la scelta del posizionamento del foro è stato fatto proprio per riuscire a far entrare la linea, che è poi la linea nord-sud, geografica di nord-sud, attraverso due colonne, no? Proprio per riuscire a passare e a completare tutta la lunghezza necessaria alla linea. Ecco, qui vista dal vedete come passa attraverso quelle due colonne il foro del soffitto con un affresco che ne evidenzia l'esistenza, insomma. Certe volte i fori sono piuttosto nascosti dall'interno, no? E invece questo è ben evidenziato. Ecco, qui è un momento di immagine solare mentre passa attraverso la linea meridiana. Qui andiamo a Roma. Roma, Santa Maria degli Angeli, costruita, è una chiesa costruita nel 1565 da Michelangelo, utilizzando parte dei ruderi, all'esterno sono ancora ruderi, delle terme di Diocleziano. Per chi l'ha visto, è interessante, chi va a Roma e è interessato all'argomento vada a vederlo, che merita. All'interno, naturalmente l'interno è stato poi trasformato in epoca barocca dal Viterbi, quello che vediamo è molta decorazione barocca, però c'è, ecco, questa vista in pianta in cui si vede la linea, vedete, che naturalmente l'inclinazione della linea rispetto alla chiesa è data dal fatto che la linea rappresenta sempre la direzione nord-sud e quindi la chiesa com'è è dovuto adattarsi. Questo è il punto verticale del foro, qui comincia la linea estivo e via via. Questa linea è servita è stata concepita proprio per verificare il terminus Paschae, vedete, no? Cioè il termine della Pasqua. Il discorso della Pasqua era centrale. Cosa succede? Che nel 1582 c'è stata la riforma del calendario che stabiliva, oltre a togliere i 10 giorni, stabiliva anche che gli anni centenari divisibili per 400, come il 1600 che sarebbe venuto qualche anno dopo, sarebbero stati bisestili, come lo era fino a quel momento. Quelli invece centenari non divisibili per 400, come il 1700, il 1800, 1900 e poi il 2100, eccetera, non sarebbero stati bisestili, anche se secondo la regola precedente avrebbero dovuto essere. Cosa succede? Che questa regola, la riforma del calendario passa, diciamo, non tutti gli stati si adeguano nello stesso momento, anzi alcuni stati si adeguano molto dopo, ma questa regola degli anni centenari viene un po' dimenticata in un certo senso. Arriva il 1700 e era il primo anno centenario in cui si sarebbe dovuto impiegare la nuova regola e quindi sorgono dei dubbi. Soprattutto perché il Papa, insomma, riceve delle sollecitazioni a dire ma siamo sicuri, adesso lo dico in parole povere, siamo sicuri di questa regola che è stata messa 118 anni fa? Quindi
nel 1700 nascono proprio queste linee meridiane che dovevano un po' certificare se stavamo facendo una cosa giusta oppure. Ecco che questa linea di Roma, molto importante, dà una quantità di informazioni sui numeri delle tangenti, della posizione del Sole, insomma, posizione delle stelle, moltissime stelle, quindi serviva proprio come un vero e proprio osservatorio anche notturno della posizione delle stelle. Ecco, là vedete il punto in cui c'è il foro, eccolo qua, qui è il foro da cui entra il raggio. Questo che è lo scudo, lo stemma del Papa in quel momento, aveva anche una finestrella che era apribile, proprio perché attraverso quella posizione venivano guardate le stelle con dei telescopi molto lunghi nella parte notturna, dove ovviamente la meridiana non avrebbe solare, non avrebbe senso. L'altezza appunto 20 metri. Altri momenti, al solstizio, vedete come la forma, il bollo di luce, diciamo così, è molto allungato perché viene da un'inclinazione più bassa. Al solstizio invece estivo, in prossimità del cancro, vedete, è quasi molto. I segni zodiacali che sono messi, questo non mi voglio dilungare, sono tutti riccamente istoriati. Una particolarità qui dell'ellisse di sole del 99, visto proprio attraverso la meridiana. In questo caso è una foto dell'amico Mario Catano, prova che quello che vediamo, il bollo di luce sulla linea meridiana, è l'immagine del Sole e non è l'immagine del foro. No, perché qualcuno dice, se metto un foro quadrato viene un'immagine quadrata. No, non funziona così. È proprio, infatti, un Sole parzialmente fissato, lo si vede effettivamente parzialmente fissato. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, nella facciata, vedete lì hanno fatto uno scasso proprio per ricavare questo foro. Visto dall'interno, vedete c'è una strombatura con questa scaletta che vi permette l'accesso nello spessore del muro, che in quel punto è molto abbastanza un paio di metri, e in cui si intravede là in fondo il foro. Ecco, questo è quello scasso nella parete, la linea meridiana sul pavimento, anche questa è stata recentemente restaurata, molto abbastanza interessante, costruita da Giuseppe Cascella, che era un astronomo, professore di astronomia di Napoli, del 1791. Sono interessanti questi segni zodiacali, che sono delle maioliche, diciamo così, incastonate nei camini. Altri momenti, qui il passaggio del Sole sulla linea meridiana al momento effettivamente del mezzodì. Duomo di Milano, per certi versi tra le quelle importanti è la meno conosciuta, anche se tutti siamo entrati al Duomo di Milano, però uno ci passa sopra, quasi non la nota. Anche qui siamo in presenza di una
chiesa orientata verso l'asse est-ovest, e quindi la linea meridiana vedete che è trasversale alla chiesa. Si entra da qui e la troviamo subito, siamo portati entrando a guardare avanti, ci passiamo sopra e non la vediamo. C'è il foro a un certo punto. Vedete che qui una curiosità, che siccome la chiesa per l'altezza del foro non è sufficientemente larga per ricevere tutta la linea, allora la linea risale qui sul pavimento della parete di parete nord. Ecco, qui tra l'altro è l'immagine che è stata usata anche per la locandina di questa conferenza. Vediamo proprio là in alto foro di luce e qui lo vediamo. Dall'esterno, se uno va sul tetto del Duomo di Milano, trova questa apertura che è stata fatta proprio per ricavare il foro. Così come hanno dovuto al momento modificare questa falconatura gotica e tagliandone una parte per permettere il passaggio del raggio di sole, segnato qui da questo bel incisione del sole. Ecco, qui si vede come passa il sole. Ecco, vedete in fondo la linea meridiana risale per quasi 3 metri, per cui il momento del Capricorno, solstizio invernale, il sole è là. Trieste, qui arriviamo a casa di Paolo, naturalmente lui lo ringrazio per le immagini che mi ha mandato, visto che siamo in zona. Abbiamo all'edificio di Borsa questa meridiana interna, qui si vede il punto di passaggio. Non mi voglio addentrare troppo nei particolari, perché qui c'ho quello che l'ha studiata a fondo, che sicuramente mi troverebbe da dire, allora non dico molto. Comunque realizzata da Antonio Sebastianutti nel 1820 con lo scopo principale di regolare gli orologi della marina. Siamo in un porto, quindi serviva, era il momento delle grandi scoperte, dei grandi viaggi, insomma, della marina, quindi era molto importante avere un orologio esatto. Ecco, qui in questo disegno di Giovanni Merol immaginiamo di vedere i cronografi della marina, cronometri della marina che andavano a essere regolati proprio sul momento del passaggio. Ecco, qui un disegno fatto da Paolo in cui si spiegano molte cose su cui, ripeto, non mi dilungo perché non sarebbe il momento. Ecco, qui turisti di passaggio incuriositi dal fenomeno solare. Ecco, recentemente è stata fatta anche un proseguimento ideale della linea nord-sud, della linea meridiana, all'esterno del palazzo, nella piazza. È stata fatta questo, praticamente segna il meridiano locale, il meridiano di Trieste. C'è anche poi questo quadrante analemmatico, insomma, per poter agnomone umana cosiddetta. Anche a Udine abbiamo, naturalmente, visto che siamo in provincia di Udine, in Piazza della Libertà, tutti i locali la conoscono bene, la loggia di San Giovanni, sotto la torre dell'orologio. Questo è il foro Gnomone. Qui è una meridiana a camera che io chiamo camera semi-oscura, nel senso che è sotto un porticato, insomma. Ecco, questo qui è il foro Gnomone, che c'è questo grosso mascherone, insomma, che rappresenta il sole con un foro all'interno. Ecco, lo vediamo qui. E poi questa qui è il punto verticale,
per misurazione. Questa è la linea meridiana. Qui vediamo l'ombra, diciamo così, di questo mascherone. Naturalmente il foro non si nota molto, ma anche qui la linea meridiana non aveva spazio a sufficienza, ha dovuto risalire un po' sulla parete. Ecco, vi ringrazio per la presenza.